Cá non è che tu dici cameriere come tempo è, cameriere fa cameriere, il co fa il co. Cá si fa Si fa quello che serve. Quando conventi di lavare si lava, quando si nette. Bene, buonasera Marco, Buonasera. benvenuto, presentati che Tachin. Allora, io sono Marco Orsaria di qua, che mi conosci in per Moret, naturalmente, per Ostarie, e sono qua con Massimo, che usniot facendo una ciaccarata dai personaggi di qua. Lui ha detto che sono un personaggio, e allora che Dio lo ascolti, come evidenza che mi vuoi domandami, e qua ciaccararemo. Esatto, dai, sicuramente lei è un personaggio Marco. Allora, qual è la storia di chi sto starie? Quanti se nassude si mutiere, insomma, con che ieri le mamme? Sì, allora no, l'Osteria Moret è in assude prima dal 1900, date esatte come non la Savares. Comunque, prima dal 1900 e che prima aree parzore, una volta, parzore di che Osteria che una sartorie, e in banda era la bottega dal barbier di Vito Fedel, in Tacchi Heinz, che io non ero neanche nasciuto, tante volte. Come diti con esattezza per sé che si chiami Moret, non lo sai esattamente, perché provate a domandare a misura, il più vecchio sa chi le savi che lui la 90 anni, però non si capisce lei per un fatto che una volta eri inconosciuto più per i sovrannomi piuttosto che per i nomi, no? Sì. Qui se era in passato qualche moro ha detto, o se era in qualche conte Moretti che a volte dicevi, o per la birra Moretti, tu sapevi. Comunque è stato dato che il non ca, come che ti dici, a volte ti conoscevi più per sovrannome che per il tuo nome. Sì. In queste caserme, dici in così, vivevi in due famiglie, la famiglia di mio padre e mia madre e la famiglia di Aldo Moret Orsaria, che sarebbe stato il frate di mio padre, che a volte saranno stati in 15, tra la zia Ancetiglie, insomma, e una volta famiglie numerosissime. E praticamente, so di dirti, l'osteria la gestiva la nonna Sunte, col nonno Pieri, che volte. Sì. E lì non è che si faceva tante robe di mangiare, si faceva trippis, il minestrone, pastissotti, e cacciagion che partavi in lì, si coeva lì, si faceva lì, una volta si mazzellava, si faceva dot, insomma, da chi questa. E so di dirti, dopo la mamma, quando si è sposata col papà che mi ha da staccare, ha cominciato a dare una mano alla nonna, plan, che si imprimiò, e poi è diventata una colonna di che osterie, naturalmente, Certo. che ha lavorato per 70 anni, che non ti dici i 12 sacrifici che dovevi fare. Il papà lavorava in fabbriche, poi dopo mi invece si cambiava e dava una mano alla mamma, no? Perché tutto, che a volte era tante, perché una volta non era ni attorno, e l'osteria era un momento di aggregazione, no? Un punto di ritrovo. E pure mia madre diceva, aveva fame, andavo via, anche fin 3 di notte, non l'avevi mai a dormire, no? Perché sempre cano, sempre l'osteria, tutta la gente, no? Avanti, no? Dopo, come che ti dice, la roba là davanti, plan, e hanno comprato dopo la casa davanti di Pietro con lei, perché da mi visi non di chi do sciosca, che mi aveva detto misura, anche. Ecco, dal 75, dal 1975, sì. E hanno queste case davanti che erano di Reno e Oreste, per chi che lo conosceva, e dopo è stato che a volte era la moda del locale di farlo moderno e è stato fatto tutto modernizzato, però con senno di poi saresti tornati da ora, sarei stato ben venuto il focolare, perché dava questo momento di friulanità, no? E l'area biel di furlanità, insomma, l'area sì. Una roba che come partite torna di moda e tutto i focolari, tutti i rubi sveggi di una volta, no? Sì. Dopo io, che davo in mano alla mamma, dopo la mamma ho stato di dietate e tutto, e ho cominciato a ciappare in mano, ti dici, sono stato il Prince Heinz che non dormiva in Cedignot, però sapevo quale come vi fa. Sì. Però plan, sono cresciuto, ho fatto, e come ho portato in davanti. Anche un orgoglio, perché so pensi a 12 sacrifici che fa la mamma e il papà a partire su questa storia, cioè nonno Spring. Sì. Allora mi sono sentito orgoglioso, perché ho detto, di essi proprio io che la di Siara Sudot, no? Voi di tigni, io duro, ma
a cosa di essere l'ultimo io, ma noi di essere che il primo. E ha tu un ricordo particolare delle mamme di che Sì, io un ricordo particolare qua che era la mamma, la nonna, la zia, in torichi sfogolar, che faceva in quei, e tutti li robis lì, era proprio bello, era un calore, un so io di che come questi robis non sa si insumien, ma una volta era veramente, veramente bello, cioè era in Heinz, secondo me i Heinz più bei. Come che dicevi in questi svecchio si stava meglio che si stava in piedi. Quando si stava in piedi non si vede esatto, niente. esatto. L'ambiente all'estate rifà di nuovo, no? Sì, l'ambiente dopo io ho rinnovato io, allora Sì. proprio tal periodo dal Covid, che era un periodo brutto, parduccio, e lì come ci ho rinnovato, modernizzato, c'è modi più, perché qui hai che vanno, tu sai, si sta al passo dei tempi, no? Se no tu vorresti sin da ora, come che si dice, ho rinnovato la sala da pranzo, il bar, ho fatto robe, insomma investito. Il Signore mi ha dato salute, mi ha dato lavoro e sono arrivato a fare un po' di robotici, insomma, sono orgoglioso di quello che ho fatto e che sto facendo, ecco, insomma. Bene, bene. Qual è il disegno a misdì il plat più domandato dagli operai? Allora, tu sai che in Italia vivendi di paste, no? Qua che di me mangi la pasta con il mio ragù, che senza nulla togliere a nessuno dice che è un ragù eccezionale, che è il classico, la pasta ragù che ha cibi richiestissime. E dopo vengono le nostre tradizioni, che sono le tripis, che diventano in mazz, il baccalà che facciamo noi sempre, e dopo tutti i piatti furlan, la luanie, la sbrulata col musetto, il salam con la cevole, tutti i robi furlani che sono sempre apprezzati, insomma. No? Quindi un che venga per la prima volta a dissertare Di tripis e il baccalà, Ecco. sicuro, che è proprio un nostro cavallo di battaglia, e non può fare di banco. Allora, il biel d'Austaris, no, si diceva che diventi una seconda chiesa, no, per Certo, tanti di loro. certo. Ecco, si mutise il rapporto con i clienti di ogni dì? Ah, beh, sempre un rapporto di amicizia, di qualche scherzo, qualche battuta. Sì, è un bel rapporto, no? Non è un rapporto, a meno che non ti capiti al cliente che no, tu hai mai veduto, Sì, tu quindi- non si ha rispetto, però dopo tu ci man, tu arrivi a farti capire che come ne fa me, che, capito? Non ha di sentirsi a suo agio, no? Non ha di sentirsi Dio, boh, tu la so, io Tu la tu la so, so. io Allora è sempre così, un amico, per me il mio cliente prima di tutto è sempre un mio amico, capito? Quindi sono sicuramente i clienti che venivano prima Ma certo, ai tempi certo, di prima Tommaso. da me, anche come, claro, time può, non ce ne saranno più con tanti anni, ma però i clienti mi dicono, io venivi a tomare, toppare, che mi conti, sì, no, io sempre veramente Soddisfazione. soddisfazione, sì. E dici, per il futuro ci muoviamo di tu la tua storia tra 5 anni, sa tu? Ma io tra 5 anni ti dirai, io vedrai sempre, a me mi piace investire, migliorare, Rinnovare, sicuramente io farai sempre al di migliore, magari se no internamente, esternamente, però sì, magari creare qualche roba nuova, qualche evento nuovo, insomma, io sono sempre positivo, no? E propositivo. Dopo, come che ti dici, l'importante è che tu vedi salute e lavoro, E che dopo tu rendere. arrivi a fare tutto. E come che vince che rivoluzione calda il zug d'amore, no? Sarebbe interessante taccare a fare di nuovi tornei, come che si può... Perché no, ma una volta, perché li avevano eliminati, mi contavano a me, perché baruffavano, no? Imbroavano, cancellavano il ponte, le baruffi, allora perché non si era, perché ma erano proprio baruffi, ma si pestavano, rubis, perché le avevano proibite, no? Come sa me che in Friuli ritornare a queste tradizioni, certo, perché no, sarebbe bello, Ben vero. tornavi a dei vecchi rubis di una volta, claro. Si ridi di io qui non fai confusione. Perché sia. Anche a voi di viaggi in osteria di paesi come se tu disaresi. Allora, come non è facile, ti dico la verità, perché questo mestiere qua è un lavoro di tanti sacrifici e tanti ore impegni tutto il giorno. Tu capisci che io via 5:30 ogni mattina, con viaggi che sono 6:30, viaggi di balcone, faccio il pane, faccio i giornali, e lì io fin 7:30, 9, dipende da serate, anche fin mezzanotte, ma che mi capita in scena, quindi è un tanto sacrificio, tanti ore di fa.
nessuno ti regala niente, non è facile, come non è facile, perché sono tanti robi. Stato mia madre una volta diceva, ha detto, una volta con Coriotto si pava il dassi e era finita lì. Ha detto, come io so che tu fai tu, mi diceva mia madre, non arriveresti, se essere un impiegato, tu sapevi 1000 robi, i corsi antincendio, i corsi dall'HCCP, i corsi ogni anno di rinnovare, cioè ti dici, come sei all'università, fa che il mistero, ti sapevi 1 milione di robi. Oltre a avere la passione. Oltre a avere la passione, se non non la passione, io la sappiamo, perché non si mai liberato, tu sei sempre impegnato. Come divertirsi, anzi, come si dice, momento funny, dai, per inglese. Ecco, contami una barzelletta da tos, perché... Allora ti conti due, uno ti conti un fatto di verità, che mi aveva raccontato sempre pure a mia madre. Praticamente, una volta che non ero in macchina, ero con la bicicletta, me nonno Pieri, che era Orsaria di cognome, Presten, che avessi stato, non so se è il pari di Marino Presten, che aveva il negozio di abbigliamento che ha qua, e un ziart che ti dicevi Montine di Dolegnan, sulla sua in bicicletta a Torrean, sulla sua Torrean, io fermi i carabinieri e domandi come vi chiamate, no? Loro dicono Montina, Orsaria, Prestento. Il carabiniere mi ciappa in palculo, siamo partiti di tre, ma loro erano in parbon che si chiamano così, insomma lì, insomma le barzellette, ma è un fatto di verità. È un fatto di verità, oh signore. Sì, sì, e dopo per contate le barzellette da che sei in ambito, allora praticamente ero in due, no, che io Ciarni, no, io per queste ribe, quando la vinciase, e ogni volta alla fine da ribe era la glese, no? E boom, finito da glese, giocs come comazzo, tu ci dai, no? E boom, sento le due immacolate. Allora una serie di Tony, usgnot e sposti la glese, perché sei stufo, ogni volta di immacolami là intorno di queste glese. Allora arrivi con le biciclette, poi la bici sul sagrato, iniziano a sburtare, arriva uno di Daur, ciappa sulle biciclette si freno. Al punto sburti, uno si dice Tony, secondo me è ben sburtato vonda, perché le biciclette non si vedono in più, ha detto. Grandissimo, sempre col sorriso, sempre la bella Sì, sì, dai, guai, mi sempre dei biesi positivi, guai se no. Marco, ti ringraziamo. Grazie a te, Massimo. Il Cono di Rosazzo sicuramente apprezzerà, insomma, speri, dai. Questi momenti conviviali. Un cin-cin. Un bel cin-cin. A tutti. Un saluto a tutti. E grazie. E venite a mangiare le trippe. Le trippe da Marco. Grazie. Esatto. Viva. Ciao, auguri.